Abbiamo sbagliato il rigore, l'ennesimo episodio sfortunato e ci abbiamo provato in tutti i modi. Io penso che oggi non meritavamo la sconfitta, però siamo qua. Hai detto che insomma, la stagione non è stata positiva, lo si è visto. Forse non si doveva arrivare a questo punto, però ci si è arrivati. Uno spareggio è una partita difficilissima perché ti ruba via tante energie mentali, non solo fisiche. Poi se sei una squadra giovane, non sei pronto, vai in svantaggio, non è facile uscirne fuori. Avete avuto parecchie occasioni, il rigore di Veracchi, il palo, eppure un Super Lagorga che oggi veramente ha parato di tutto. Sì, è vero, sì. Anche il nostro portiere ha fatto qualche buona parata. Penso che ci abbiamo provato in tutti i modi, lo si è visto, il loro portiere ha tirato fuori 2 o 3 palle che sembravano dentro, però niente, bisogna alzare la testa, ripartire. Dispiace perché comunque non meritiamo, la Nuorese per la sua storia non merita assolutamente l'eccellenza, con tutto il rispetto, e si deve andare avanti. Alessandro, tu sei capitano di questa squadra, nel caso ci fosse la proposta tu te la sentiresti di ripartire dalla Nuorese e dall'eccellenza? Non lo so, io da capitano ti posso dire che mi prendo tutte le responsabilità di questa retrocessione. Mi scuso personalmente con i tifosi che ovviamente sono amareggiati perché loro vivono di questo, capisco che ci tenevano tanto come noi stessi. Mi dispiace che la Nuorese vada in eccellenza, però per il futuro non so, succedono tante di quelle cose che non si può parlare, adesso è troppo presto per parlare.